Testimonial d'eccezione per questa prima giornata dedicata alla chiusura del progetto Agitamus qui in Sardegna, un campione, ma un campione di quelli veri, Daniele Cassioli, sci-nautico, più di 90 medaglie, mamma mia, veramente ormai una leggenda per quanto riguarda gli sport paralimpici. Benvenuto in Sardegna e questa è una platea di quelle che dà speranza, perché sono tutti giovani. Daniele. Certo, intanto è un onore e un piacere per me essere qui, è molto bello stare dai giovani, stare con i giovani, perché i giovani fondamentalmente vivono anche di quello che vedono dagli adulti e quindi se gli adulti riescono a fare cultura, a dedicarsi a loro, avremo sicuramente un futuro migliore e con più cultura sulla disabilità, ma non solo sulla disabilità. Inclusione è la parola d'ordine, ma non solo. Abbiamo la certezza che tanti di questi ragazzi, che mentre prima in classe avevano i compagni diversamente abili e quasi li trattavano con estremo rispetto, oggi li hanno inclusi in una maniera tale che molti di loro davvero fanno da traino. Queste sono le risposte che abbiamo. Poi soprattutto il discorso dell'accessibilità. Quindi un segnale che va diretto a quelle che sono le amministrazioni comunali per poter rendere più fruibile il mondo proprio dei diversamente abili. Cosa pensi tu di questo, Daniele? Ma sicuramente ci stiamo crescendo anche grazie allo sport, perché attraverso magari imprese sportive di ragazzi con disabilità si è potuto accendere nuovamente i riflettori sulla disabilità. C'è ancora molto da fare, tanto è stato fatto, finalmente ci stiamo rendendo conto che la diversità è un valore aggiunto e non qualcosa, diciamo così, che ci limita. Essere curiosi nelle diversità e fare in modo che i ragazzi si appassionino alle diversità dei propri compagni non può che farli crescere. C'è ancora molto da fare, quindi colgo l'occasione proprio per ricordare a tutti quanti che veramente è importante a questi ragazzi proprio coinvolgerli, in primis gli adulti devono coinvolgerli. Noi non possiamo dire ai ragazzi che i loro compagni sono uguali e poi magari non gli facciamo fare educazione fisica o magari non li portiamo in gita scolastica o magari fanno fatica ad accedere a tutte le scuole, a tutte le aule nelle scuole. Quindi è importante che il primo messaggio arrivi proprio da noi adulti. Daniele, l'ultimissima cosa, il gap tra noi e tanti altri paesi, in primis in Europa ma soprattutto nel mondo, è davvero notevole. Cosa si sta facendo e dove si dovrebbe incidere maggiormente per recuperarlo? Io credo che la prima responsabilità sia dei cittadini, spesso noi ce la prendiamo e a volte anche a ragione con chi ci governa, però poi basta vedere come ci si comporta di fronte magari a un posto per persone con disabilità. La gente se ne frega e ci parcheggia comunque, quindi il primo appello è a noi cittadini che dobbiamo crescere come cultura, poi in generale Sì, continua. In generale è un tema che è molto più ampio. Sicuramente il Comitato Paralimpico di cui io faccio parte, perché sono nel Consiglio Nazionale, sta crescendo, si sta facendo conoscere e questo a cascata sta portando anche la gente a conoscere di più la disabilità. È un percorso che dobbiamo fare insieme, secondo me a livello mondiale non siamo messi così male, ma come sempre c'è da crescere. Grazie alla tua testimonianza e buonissima giornata insieme a questa grande platea. Daniele. Grazie a voi e buona testimonianza e buona giornata a tutti.